I quartieri devono avere un'altra dignità, adesso sono praticamente più o meno dei dormitori, mai collegati alla città, spesso sporchi, abbandonati e trascurati, nonostante i proclami che sono sempre stati fatti. Un esperimento che si realizza con tutti i cittadini che incontra è quello portato avanti da Giorgio Denardi, il candidato sindaco del centro-sinistra che promette battaglia a Mario Conte alle prossime amministrative, con quella che definisce la regola del 5, applicata in questi giorni di incontri nei quartieri. Ho chiesto ai cittadini, racconta, di elencare 5 realizzazioni concrete di questa amministrazione, che non fossero chiusure di progetti della giunta Manildo. Nessuno, dice, ha saputo rispondere. Per noi i quartieri sono un valore, sono un elemento caratterizzante perché ogni quartiere ha degli elementi di valore che devono essere enfatizzati, devono essere fatti conoscere, devono essere resi disponibili per la cittadinanza in un modo migliore. E rivolgendosi all'amministrazione uscente parla di bilancio deficitario sulle cose fatte e promesse da campagna elettorale vecchio stile. Andare il volantino di quello che ha fatto il comune a spese della collettività nelle case di tutti i trevigiani, come sta succedendo adesso, un mese e mezzo prima delle votazioni, io lo trovo un atto di debolezza e anche di sfruttamento come dire, dell'interesse collettivo per scopi personali.